Due catastrofi in poche ore, un tifone devastante nella zona di Osaka e poi un terremoto con morti e centinaia di feriti. La macchina dei soccorsi e della ricostruzione si è messa in moto a una velocità impressionante nel Giappone ferito, che mette in campo forze 5 volte tanto superiori a quelle pur efficienti che in Italia affrontarono, ad esempio, il terremoto in Marche e Umbria. Fabiano Zorzetto è un imprenditore veneziano, in questi giorni a Tokyo, come gli accade periodicamente da più di 20 anni. I giapponesi sono abituati a queste emergenze, essendo il Giappone un paese con calamità che spesso richiamano l'attenzione, per cui sia il tifone di 2 giorni fa che il terremoto di stanotte hanno messo in moto la macchina degli aiuti in maniera molto diciamo veloce. Lei si trova a Tokyo, dunque a metà strada sia dalla zona del tifone che da quella del terremoto. Ma il coinvolgimento è stato complessivo di tutta la nazione da quello che ha visto? Assolutamente sì, perché gli Shinkansen sono i treni veloci che collegano il nord e il sud del Giappone, hanno avuto dei ritardi e qui sono inconcepibili. Se un treno non può ritardare di 10 minuti è inconcepibile. Hanno avuto ritardi, l'aeroporto di Osaka è andato proprio sottratto, è stato chiuso e è stato un problema diciamo nazionale ma già in via di soluzione. La ripresa diciamo della normalità, più normalità possibile, a tempi decisamente diversi da noi. Ma assolutamente, penso che per quello che riguarda i danni del tifone al sud del Giappone, ad Osaka e Kobe particolarmente, entro la settimana prossima sarà tutto rimesso a posto, tutto tornerà alla norma. E per il terremoto lo stesso. Una organizzazione oliata e preparatissima. A spiegarci come entra in funzione l'esercito a supporto delle popolazioni colpite è l'ex ambasciatore giapponese in Italia. In questo caso, dopo, non so, alcune ore dopo di questo terremoto, l'esercito di autodifesa giapponese hanno mandato quasi 4.000 soldati al locale. Poi dopo il primo ministro ha ordinato all'esercito di mandare altri 25.000 soldati. Ma questa assistenza da parte dell'esercito è una cosa normale. E i volontari come si inseriscono in questa organizzazione? Naturalmente ci sono tanti volontari che vogliono aiutare, legando subito a conto loro, aiutare per aver subito i danni. Ma oltre a questo il governo, anche la comunità locali, possono chiedere aiuto all'esercito.